Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Buonasera, bentrovati a LCN After Match. Noi vorremmo tanto cominciare con un sorriso dicendovi oggi Lecco ha vinto, ma chissà se riusciremo fino alla fine della stagione. Ciao Benetta Panzieri. Ciao a tutti, ciao Stefano, non è questo il giorno. Non è questo il giorno perché arriva un'altra sconfitta di misura, seppur di misura 1-0 con la Sampdoria in un gremito Rigamonti Ceppi. Ci avevamo sperato di un risultato positivo, anche perché per 60 minuti circa, Benny, anche oggi era stato un discreto Lecco. Non aveva subito poi una Samp col minimo sforzo. Sì, abbiamo visto comunque un buon Lecco, volitivo, determinato, che appunto sembrava poter creare problemi alla Sampdoria. In qualche momento le ha anche creati, anche se poi di fatto di occasioni clamorose non ce ne sono state per sbloccare. Ah beh sì, è vero, però non ci sono stati appunto momenti che hanno fatto veramente, diciamo, venire i brividi, no? Credo, alla Sampdoria, anche se comunque il portiere blucerchiato è stato più impegnato forse di Melgrati. Comunque una partita direi anche abbastanza gradevole almeno in diversi spezzoni. Abbiamo visto di peggio quest'anno. Direi che abbiamo visto di peggio, sicuramente abbiamo visto anche di meglio, qualcosina. Una partita appunto che appunto il Lecco poteva secondo me almeno pareggiare. Poi tra l'espulsione di Lepore, tra il solito gol preso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è arrivata ancora una volta la sconfitta, e anche oggi nessuna gioia per i tifosi blucelesti. 22esima sconfitta stagionale, sono tantissime per questo Lecco, all'ultimo posto della classifica e naturalmente lo sappiamo già retrocesso in Serie C contro una Sampdoria che però non era parsa diciamo squadra venuta a Lecco per aggredire la partita da subito, anzi ritmo molto compassato. C'è da dire che Pirlo doveva fare i conti con tantissime assenze. Esatto, sapevamo che la Sampdoria comunque veniva a Lecco con tante defezioni, era in difficoltà comunque, e tra l'altro era reduce anche da un periodo non brillantissimo comunque. La vittoria mi sembra che mancasse comunque da 3 o 4 turni, quindi appunto non un periodo brillante per la Sampdoria, che nonostante tutto è ancora in corsa per i playoff. Quindi la vittoria di oggi credo possa aver dato comunque una bella iniezione di fiducia ai blucerchiati, che hanno avuto, poi ne parleremo anche successivamente, un grande supporto dai loro tifosi che sono venuti a Lecco in grandissimo numero, e quindi appunto tornano poi a Genova con una vittoria importante per la loro classifica. Assolutamente, dici bene, sia per quanto riguarda il pubblico sia per quanto riguarda la classifica. Poi la vedremo, ma con questi 3 punti Sampdoria bene dentro, con tutti e 2 i piedi in questo momento nella zona playoff. Il Lecco subisce l'ennesimo gol da calcio d'angolo, da sviluppi di calcio d'angolo, anche se poi c'è una diatriba. Il nostro Lanfredo Birelli, lo statistico che insomma ci fornisce come sempre i numeri della stagione bluceleste, dice che il 24esimo gol subito, sono 24 in generale, diciamo così, i gol subiti da sviluppo diretto di calcio piazzato. Poi gli statistici usano un po' questa consuetudine: se l'azione si protrae più di 15 secondi non viene conteggiato, se invece conteggiamo comunque a prescindere, questo oggi non so quanti secondi passano ma più o meno siamo lì, e il 27esimo gol in generale che arriva da un calcio piazzato battuto. Quindi è un problema atavico che questo Lecco si porta avanti dall'inizio, diciamo, ogni partita. Noi oggi ce l'aspettavamo, diciamo, una partita non è finita, prima o poi arriva il calcio piazzato, prima o poi arriva. Vero. È arrivato il corner, da cui arriva il gol di De Luca. Sì, ormai secondo me non ha neanche quasi più senso parlarne, perché sì, ormai davvero è un problema che evidentemente in questa stagione non si risolverà mai, perché ne hanno parlato tutti gli allenatori che si sono susseguiti. This sound is processed by Stereo Tool.
Go to stereotool.com. Non si è mai visto un cambiamento in positivo, ecco. Poi anche tenere il conto ormai non ha più senso. Tra l'altro, secondo me, riguardandolo, quello di oggi non è stato neanche uno di quelli più clamorosi, perché era un'azione un po' confusa. Che la palla va sul sì, palo. esatto, è stata un po' un'azione confusionaria, sì, un po' di frenesia magari anche tra i giocatori che c'erano in area. Quindi vabbè, fatto sta che, come dicevi tu, è arrivato l'ennesimo gol da calcio da fermo e il Lecco ne esce ancora una volta sconfitto. Andiamo a sentire che cosa ha detto mister Andrea Malgrati al termine di questo match in sala stampa. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL e in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato tanto e quando crei tanto e sbagli tanto è difficile vincere le partite. Però penso che per 70-75 minuti non dico che abbiamo dominato, ma abbiamo fatto una prestazione incredibile. E poi sicuramente domani me la rivedo, perché poi bisogna rivederla anche a bocce ferme. Però credo davvero una prestazione incredibile da parte dei ragazzi. Hai detto bene, abbiamo creato non so quante palle gol, tante, però abbiamo sbagliato, quando sbagli paghi. Non sappiamo quanto abbia inciso sul risultato finale, però l'espulsione di Lepore al, insomma, cos'era il 73esimo, quindi nella fase finale della partita, però è sicuramente una grossa ingenuità che da un giocatore del livello, del calibro, dell'esperienza di Franco Lepore non ci saremmo mai aspettati, anche perché accade in una zona di campo ininfluente, in cui veramente non può andare da nessuna parte l'avversario. Sì, proprio un'ingenuità, come dici tu, forse un po' inattesa, no? Da un giocatore esperto come lui. C'è anche da dire che ultimamente, secondo me, Lepore, oltre ad essere proprio un po' stanco fisicamente, arriva in questa fase, diciamo, alla tre quarti magari della partita, comunque nella fase finale, con minore lucidità, secondo me. Proprio credo dovuto a un motivo fisico, no? Proprio di stanchezza fisica e di stanchezza anche mentale, credo. Io ho in mente ancora l'immagine forte di Lepore in lacrime dopo la sconfitta contro il Suttiro alla Bolzano. Io credo che secondo me la retrocessione del Lecco è maturata lì, maturata da quella sconfitta in una partita in cui il Lecco avrebbe potuto comunque strappare un punto che avrebbe aiutato, no? Sia dal punto di vista morale che poi magari anche per la classifica. E Lepore, io appunto ricordo bene, essendo presente lì, che Lepore in quel momento era davvero distrutto, no? E forse è lì che anche lui ha capito quello che stava succedendo e magari ha proprio mollato un po' il colpo. Uno di quelli che l'ha subito di più psicologicamente. Esatto, proprio in questo senso, sì. E quindi nelle ultime partite, poi settimana scorsa era assente per squalifica, però e adesso tra l'altro dovrà stare fermo di nuovo sempre per squalifica. Credo che appunto abbia un po' mollato proprio anche mentalmente, moralmente, e oggi si è reso autore di questa ingenuità. Non so se poi il risultato finale sarebbe stato diverso. Certo, con questa ulteriore problematica in campo il Lecco poi si è probabilmente un po' sfaldato e è arrivato a prendere il gol. Diciamo che soprattutto la Sampdoria ci ha creduto un pochino di più, perché fino ad allora era stata abbastanza rinunciataria, e invece poi nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi 20 minuti col recupero, ha provato a chiudere un po' il Lecco, naturalmente, che ha abbassato il baricentro, come dici tu, negli ultimi 25-30 metri. A livello di prestazioni individuali non ci sono state, al di là di Lepore con l'espulsione che pesa tanto sul giudizio finale, però non ci sono state brutte prestazioni negative da parte dei giocatori dell'Ecco. Era stato un discreto Lecco, come abbiamo detto, fino al 60esimo. C'è un episodio abbastanza curioso a margine, diciamo fuori dal campo, che ha interessato il patron Paolo Di Nunno, che a un certo punto si è voltato verso la curva ad applaudire, ma mentre la curva scandiva un coro
che però non era molto positivo, lusinghiero Sì. nei suoi confronti. Sì. Un po' di confusione generale. Sì, diciamo che queste cose succedono spesso, no? Da queste parti. Infatti inizialmente non abbiamo ben capito se Di Nunno avesse chiara la situazione, se ci fosse magari nel suo gesto un pizzico di ironia, ma in realtà non credo. Quindi vabbè, diciamo Di Nunno ha preso in questo modo il coro nei suoi confronti, come dicevi tu non è esattamente lusinghiero. Tra l'altro credo che a breve si dovrà comunque definire il futuro della società. Questa è la partita più importante, l'abbiamo esatto, detto ormai, no? Tema apertissimo che secondo me adesso davvero può aprirsi a qualsiasi sviluppo, perché non ci sono comunque segnali eclatanti in un senso o nell'altro. Comunque Di Nunno allo stadio c'è ancora, è presente con il resto della famiglia, ogni tanto si vedono intermediari di una parte e dell'altra. Oggi abbiamo intercettato noi di LCN Sport con foto che abbiamo comunque condiviso subito sui nostri canali social e sul sito, degli intermediari, di comunque figure vicine ad Alex Lin, il cinese, quindi secondo me restano aperte ancora tante questioni diverse soluzioni che speriamo però possano arrivare a una soluzione più definitiva a breve, perché davvero adesso è il momento di programmare, di avere le idee un po' più chiare. Assolutamente, la certezza è e rimane il pubblico bluceleste che anche oggi ha gremito lo stadio, probabilmente se non vado a memoria è il record stagionale, 5.400 e passa spettatori, certo con una buona contribuzione da parte dei tifosi blucerchiati che sono arrivati in circa 1.200 da Genova, stipando sia la curva sud, bellissima poi la coreografia, bellissima che con i davvero, bandieroni, sì. Blucerchiati, ma anche parte dei distinti. È una delle prime volte che vediamo tante anche bandiere, striscioni, sciarpe dell'altra squadra, la squadra ospite. Sì, ma poi vi nei posso distinti. assicurare che comunque i tifosi blucerchiati erano disposti praticamente ovunque nello stadio, sì. no? Anche Sono in anche tribuna. tanti tifosi a Lecco della Sampdoria. Sì, è vero, ci sono tanti tifosi anche a Lecco e ce n'erano molti proprio distribuiti in tribuna, anche nella tribuna centrale, laterale, proprio tranquillamente. Quindi vabbè, comunque anche una bella giornata di calcio, al di là di tutto, tifosi delle due squadre tranquillamente insieme, vicini comunque anche di posto, quindi una nota comunque di colore positiva, ecco. Non diciamo altro allora e lanciamo la benedizione di Benedetta. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va sempre sorpreso, chi va preso per la gola, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. La partita di oggi ci ha regalato un'istantanea, elevata forse all'ennesima potenza di tutto ciò che di bello ci ha regalato questa stagione di Serie B, cioè una tifoseria eccezionale del Lecco, una tifoseria che è sempre stata presente in casa e in trasferta, sempre pronta a sostenere la squadra, a volte anche a contestarla per provare a darle una scossa quando serviva, ma appunto una tifoseria da Serie B, una tifoseria che appunto questa categoria la meritava tutta. Ma poi c'è anche da dire che ci ha regalato l'istantanea della tanta passione che tutte le squadre di Serie B, diciamo, hanno comunque al loro seguito, perché la curva sud, che oggi si è colorata delle tinte blu, rosse, bianche della Sampdoria, è stata davvero eccezionale. Una curva così credo che non la vedremo più il prossimo anno, se non forse in casi eccezionali, quindi tutto quello che di bello ci ha regalato questa Serie B era davvero racchiusa lì oggi allo stadio Riga Monticeppi, in una cornice sold out, una cornice, un pubblico delle grandi occasioni che credo davvero rimpiangeremo. Quindi in Serie B, in Serie C purtroppo credo che non vedremo più queste immagini così belle. Quindi oggi, al di là di come è finita la partita, ancora una volta la mia benedizione va agli spalti, va ai tifosi soprattutto del Lecco, ma in generale ai tifosi capaci di portare con sé tanta passione negli stadi. La mia benedizione appunto va a tutti loro, ai tifosi.
in Per sempre blu celesti volume 2, la nuova pubblicazione di Sky Blu e LCN Sport, disponibile anche in versione podcast. Troverai biografie e statistiche di 50 leggende che hanno contribuito a scrivere la storia della tua squadra del cuore. Per sempre blu celesti volume 2, così come il primo, è disponibile in tutti gli store online e su shoplc.it. Non lasciartelo sfuggire. 36esima giornata, ricapitoliamo tutto quello che è successo in questa terzultima di campionato. Vediamo in grafica la vittoria della Cremonese sul Pisa 2-1, Cosenza che sbanca Ascoli, Cosenza che si porta sempre più in alto. La vittoria pesante in termini di classifica, quella del Catanzaro, 3-2 sul Venezia. Venezia ormai fuori dalla corsa per la promozione diretta, possiamo dire, mentre il Como si avvicina ormai. Detto del Parma che con il pari di Bari, scusate il gioco di parole, sale in Serie A, il ritorno atteso, quello della formazione emiliana che meritatamente ha dominato comunque questo campionato in testa praticamente dall'inizio sino alla fine. La Samp fa 3 punti pesanti, l'abbiamo detto, in chiave classifica, che andiamo a vedere, perché Benny, il Como si gioca ormai, insomma, gli basta veramente poco per salire in Serie A. Per i playoff, insomma, ci sarà una bella lotta. Io credo che il Catanzaro sia quella che, se fossi un avversario, temerei di più. È vero, sì, Catanzaro comunque può essere un po' la mina vagante, nel senso che anche oggi ha ottenuto una vittoria importantissima, assolutamente non scontata, e credo che possa comunque creare difficoltà a tutte le squadre di quel gruppone. Anche la Cremonese oggi sì, ha vinto, ma innanzitutto ha fatto comunque un po' di fatica e poi deve ancora tornare, come ha detto anche Stroppa, ad essere dominante, perché sì, sta vincendo, oggi ha vinto, ma non dà ancora la sensazione di essere completamente a posto, completamente decisiva, insomma, in ogni momento della partita. Quindi, come hai detto tu, potrebbero esserci comunque delle sorprese. Il Como credo che abbia la strada abbastanza spianata, anche grazie al calendario, al prossimo turno al Modena, che ha poco da chiedere, credo, in questo momento al proprio campionato, e quindi può, diciamo, vedere più da vicino la Serie A rispetto magari al Venezia. Si lotta per l'ultimo posto nei playoff, perché c'è un gruppone dal Brescia fino al Cittadella, squadre che fino a qualche mese fa lottavano per non retrocedere, ora si trovano a lottare per il posto negli spareggi promozione. Sotto la Feralpi Salò, insomma, sembra arresa anche lei al suo destino comune a quello del Lecco. 2 delle neopromosse di quest'anno dalla Serie C torneranno subito in Lega Pro. Poi c'è grande lotta, Bari che fa solo un punto ma è ancora lì a cercare di evitare la retrocessione diretta. La 37esima giornata proporrà proprio delle partite importanti, perché al di là di Parma Cremonese, importante per la Cremonese sicuramente, come invece di scena a Modena c'è una Sampdoria Reggiana, importante per la Samp, Ternana Catanzaro, importante invece per la squadra umbra, naturalmente poi per il Catanzaro che cercherà di raggiungere il 4º posto in classifica, Feralpi Salò a Venezia, e anche qua credo che potrebbe arrivare, no, l'aritmetica retrocesso. Nell'Ecco sarà di scena invece domenica, si gioca tutte alle 3 contro il Brescia, e noi naturalmente torneremo per raccontarvela con le nostre trasmissioni. Sì, come sempre ci saremo a Brescia, vi racconteremo quest'ultima trasferta della stagione, prima poi di chiudere il campionato in casa tra le mura amiche contro il Modena. Quindi non resta che arrivare appunto a questo appuntamento nelle condizioni migliori, almeno con la testa giusta, per quanto anche oggi sia arrivata una sconfitta. Naturalmente, come già dicevamo, vi racconteremo poi la partita in diretta LCN Stadio, e poi torneremo qui come sempre per tutti i commenti post partita. Non perdetevi anche warm up, perché ve la presenteremo questa penultima giornata di campionato, quindi tutti i contenuti che ormai conoscete, per goderci fino alla fine almeno quello che resta di questo campionato di Serie B. E allora non ci resta che augurarvi una buona serata e un buon proseguimento di settimana. Esatto, questo turno infrasettimanale ha un po' creato scompiglio forse un po' nella nostra organizzazione, ma in realtà appunto stiamo arrivando con piacere a raccontarvi ancora queste ultime giornate, perché il campionato di Serie B nonostante tutto si è rivelato davvero bello da vivere, intenso e anche da un certo punto di vista comunque gratificante. Sì, chiudo con una piccola metafora che abbiamo usato oggi, più che altro una similitudine, è come
andare alle giostre e trovarne tante occupate. Questa stagione è stata così. Dai. È vero, mi piace molto, la condivido, tra l'altro una metafora che anche avevo usato in precedenza nel corso della stagione per raccontare, mi sembra, il derby all'andata, il derby Como-Lecco. Mi piace, alla fine, nonostante tutto, credo che ci siamo tutti divertiti. Dai. Salutiamo così allora i nostri amici a casa, noi torniamo fra qualche giorno a raccontarvi Brescia-Lecco. Sì, ci vediamo presto, quindi, e forza Lecco sempre.